Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora fermi che torna un grande classico, un sempreverde del vocabolario delle anime belle, buono per tutte le stagioni, soprattutto quelle in cui governa il centrodestra, ovvero la deriva autoritaria. Non so se anche voi stamattina siete usciti più inquietati per strada, vi siete guardati le spalle, perché incombe su tutti noi la deriva autoritaria. Vogliono soffocare il dissenso. A cos'è riferito questo ritorno di questo grande classico? Ovviamente al fatto che il governo di centrodestra ha avuto la bizzarra idea di partorire un provvedimento su un tema chiave per gli italiani e soprattutto per l'elettorato di centrodestra, come la sicurezza, da un'ottica di centrodestra. Incredibile, mi rendo conto che è tutta una serie di anomalie, ma questo è successo e quindi è subito deriva autoritaria ed è subito caccia al dissenso. La domanda poi che ci porremo è: ma che diavolo di idea di dissenso hanno? Che idea di dissenso hanno loro signori? Ma andiamo con le reazioni più istruttive, diciamo. Si segnala anzitutto Giuseppe Conte, che deve essere un lontanissimo parente di quel Conte Giuseppe che firmò i decreti sicurezza a suo tempo nel governo giallo-verde. L'obiettivo era sfruttare i fatti di Torino per soffocare il dissenso. Poi da Torino continuano ad arrivare immagini e testimonianze di gravi abusi della polizia che, se dimostrati dal nostro punto di vista, devono essere perseguiti. Poi Conte però omette lievemente quell'immagine che ha fatto il giro del mondo, ovvero un poliziotto per terra picchiato anche a bastonate e martellate da 10 galantuomini. Ovviamente svetta nella classifica della reazione contro la deriva autoritaria Ilaria Salis, che degli amici col martello credo li abbia frequentati, più dei compagni che degli amici, ma al di là delle sue frequentazioni ha parlato di pacchetto repressione. Le forze dell'ordine diventeranno cittadini un po' più uguali degli altri di fronte alla legge. Tra l'altro non è vero, perché il meccanismo sulla legittima difesa, che non fa scattare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati, è stato esteso a tutti, quindi tra l'altro è anche tecnicamente falso, ma non conta la verità, conta che c'è la deriva autoritaria, ricordatevelo. C'è ovviamente un po' geloso, diciamo, della sua europarlamentare, prova a inserirsi in questa gazzarra anche Nicola Fratoianni. Ci batteremo contro questa ennesima operazione propagandistica per difendere la Costituzione e la libertà di tutti e tutte. Sapete che bisogna sempre dire tutti e tutte, se sei, come dire, di quelli giusti. In teoria poi devi dire anche tutte con la joie, ma è difficile nel parlato, mi rendo conto. Non si capisce cosa che problemi ponga alla Costituzione un decreto sicurezza, peraltro come dire, vidimato dal Quirinale, anzi crediamo difenda meglio le libertà dei cittadini per bene. Certo, pone qualche problema di repressione ai delinquenti, ma credo che sia ancora, come dire, consentito e anche razionale farlo. Ovviamente se interviene Totò Fratoianni non può esimersi Peppino Bonelli, che definisce il provvedimento appunto una deriva repressiva senza precedenti. Cioè, poi Bonelli vuole rilanciare, non ci sono precedenti, cioè neanche il fascismo, per dire, perché se non ci sono precedenti vuol dire che siamo anche oltre il fascismo col decreto sicurezza, che non ha prodotto alcun risultato concreto. Sì, tra l'altro è stato, come dire, appena implementato, diamogli almeno una settimana di vita, ma vale tutto il suo contrario nella bolla degli indignati per la deriva autoritaria. Ovviamente anche Elli, intervenuta alla Camera, ha speso l'aggettivo liberticida. Riccardo Maggi, buon ultimo anche nelle proporzioni, diciamo, numeriche, però ha sottolineato il salto di qualità nella svolta illiberale. Per darsi un tono colto, Maggi cambia la deriva autoritaria in svolta illiberale. Ci sarebbero altre 1000 dichiarazioni, non vi tedio. La domanda è: ma che idea di dissenso hanno loro? Cioè, il dissenso è quello di quei 10 galantuomini che prendono a martellate il poliziotto? Il dissenso è quello di gruppi antagonisti, Propal, Notav, delinquenti vari, che organizzano una, tra molte virgolette, manifestazione che ha come parola d'ordine la resa dei conti con lo Stato democratico?
Il dissenso sono i Maranza che usano i coltelli come quotidianità nelle strade, perché questo decreto ha anche una stretta anticoltelli, crediamo che non sia una stretta antidissenso, però. Cioè sono ormai parole vuote e scollegate dalla realtà, che però hanno un pregio, ci fanno ricordare che con tutti i limiti sicuramente come dire esistenti che ha la maggioranza di centrodestra, per fortuna che non governano loro.